Parla tifoso dell'Azzurra. Siamo tornati con un altro aggiornamento sul nostro amato club. Come sempre seguiamo da vicino il percorso del Napoli alla ricerca dell'eccellenza e di risultati incredibili. Ma prima di iniziare, premi il pulsante mi piace se sei napoletano nel cuore. Ora mettiamoci al lavoro. Parliamo delle emozioni che hanno circondato il nostro presidente, Aurelio De Laurentiis, dopo il recente pareggio contro il Genoa. Antonio Corbo, di Repubblica, ha portato informazioni rivelate su come il nostro presidente sta affrontando la situazione. Dicono che manchi qualcosa nell'atmosfera del Napoli, qualcosa che De Laurentiis sente profondamente. Dopo il pareggio ha espresso la sua frustrazione. Sembra che si senta a disagio con la prestazione della squadra e con l'allenatore Rudi Garcia. De Laurentiis è stato molto esplicito, dando consigli, dando giudizi e anche dando ordini alla squadra. Potrebbe essere preoccupato che le sue parole non vengano ascoltate. La colpa della situazione, però, non può essere imputata esclusivamente all'allenatore. Corbo suggerisce che De Laurentiis abbia un ruolo chiave nella ripresa del Napoli. Evidenzia 3 punti chiave. Non dare la colpa a Garcia. De Laurentiis deve evitare di dare la colpa solo all'allenatore e puntare su soluzioni costruttive. Ristabilire un codice interno, gestire questioni come la stanchezza dei giocatori, come nel caso di Anguissa e Osimhen, è fondamentale per la salute della squadra. Autorità unica nella gestione sportiva. La questione della gestione sportiva deve essere semplificata, con un direttore sportivo con autorità chiara. Aurelio De Laurentiis gioca un ruolo cruciale nel nostro viaggio. Il suo impegno è quello di riportare il Napoli sulla strada del successo. È importante però ricordare che la responsabilità non ricade solo su di lui, ma su tutti noi, tifosi appassionati e sulla squadra. Ora vogliamo sentire la tua opinione. Cosa ne pensa delle parole di De Laurentiis e dei suggerimenti di Corbo? Come possiamo migliorare come squadra e superare questa fase? Lascia i tuoi commenti qui sotto. E, naturalmente, non dimenticare di mettere mi piace e di iscriverti al canale per continuare a ricevere le ultime notizie e gli aggiornamenti sul Napoli. Forza Napoli sempre!